Eccoti qua. Michele, ci sei? Mm, tutto bene, Michele? Benissimo Francesco, tutto alla grande. Buon pomeriggio. Oh, un buon pomeriggio a te. Mi sa che avevo il telefono impegnato in una conversazione. Tranquillo, Allora, tranquillo. ci L'importante è va. aver trovato il modo e soprattutto eh, il modo di sentirci, di vederci per Sicuramente una sì. bella Piacevole. chiacchierata tra musicisti e soprattutto tra amici. Dicevo prima, Michele Sampieri è un cantautore polistrumentista che oltre ad essere un artista che io stimo molto per la musica che fa, è un amico di famiglia, possiamo dirlo? Certo, Francesco, lo puoi dire forte. C'è stata anche una Con tuo padre collaborazione tra noi qualche anno fa. ci conosciamo da 20 anni, posso dire, sì. Dal Ecco, 2001. abbiamo avuto anche modo di collaborare insieme qualche anno fa, ricordi? Certo, è stata un'esperienza davvero bella, tanto più che comunque ho presentato il brano Bisogno di te, registrato decisamente nel tuo studio, quindi Ne eh, parleremo, ne parleremo, ne parleremo. esatto, sì. Una Io inizierei collaborazione subito, bellissima, mm? È stata una bella esperienza, quindi per me è assolutamente sì. molto soddisfacente. Assolutamente sì, è stato un piacere avere l'onore di collaborare con te. Michele Sampieri, dicevo, ha collaborato in un mio brano qualche Sì, anno oltre alla fa. musica, è stata un'altra sfida. Sai, il mio genere non è il rock, voglio dire, anche se ultimamente, diciamo, ho cambiato un po' il mio stile, diciamo, di comporre, anche perché, Magari, insomma, magari è proprio quell'esperienza che ti ha dato, diciamo, uno Sì, stimolo ha per... dato l'innesto, come si suol dire, sì. Perché comunque io diciamolo, va, giochiamo a carte scoperte, tanto oramai io ho 51 anni, quindi di musica, di background, di ascolto ne ho fatto e non ho mai scartato niente, proprio perché anche dalle sciocchezze che possono sembrare così, ho tratto Mhm. sempre qualcosa di buono da magari fare esperienze, da inserire in un contesto, cioè non ho mai escluso e come si suol dire, fasciarsi la testa prima di rompersela, insomma. E, Assolutamente e sì. quindi, e quindi ho ascoltato di tutto e l'esperienza poi comunque viene anche dall'ascolto e Faremo comunque da anche ciò che fanno gli sicuramente altri. faremo cose insieme, sicuramente. Ma io me lo auguro, tanto più perché comunque oramai sto con voi giovani, va, diciamo così. Mi sento anche io un guagliottiello. Vabbè, scherziamo un attimino, dai. Avremo modo di parlare perché ho in mente delle cose e vorrei, mi piacerebbe che tu partecipassi Mi farebbe un enorme piacere, Francesco, mi inviti a nozze, voglio dire. assolutamente sì, Cioè, assolutamente sì. sì. Beh, Noi Michele, io quando parliamo... inizierei con la prima domanda che insomma, Ma tu aspetta, non sento niente in cuffia, dimmi, vai, vai. senti? Mi Scherzo un po' senti? per sdrammatizzare. Allora, Anche per Michele, rendere simpatica la conversazione, vai. ma certo, Vai con la domanda, questa vai, è una sono tutto chiacchierata tra orecchio. amici, molto spontanea, Ma e sì, nulla sì. di preparato e nulla Certo, tutto come la musica, il momento, è il momento. nulla di ossessivo compulsivo. Qui, Sì, sì. almeno al live room, c'è l'opportunità, abbiamo l'opportunità di parlare in maniera tranquilla e soprattutto in questo caso, ripeto, in amicizia, quindi nulla di impegnativo e nulla Certo. di costruito, per fortuna. Salutiamo tutti coloro che si stanno collegando
Quindi saluto tutti, c'è anche l'assessore Anna Paola Giuliani, mi fa molto No, piacere di questa cosa. ottimo, ottimo. Un saluto ad Anna Paola Eh, Giuliani, Carmela. eh, Carmela, vabbè, mia moglie e tanti amici che si stanno collegando, mi fa molto piacere di questa cosa. Assolutamente sì, alla grande. Beh, Michele, parlaci di come è nata la tua passione per la musica e cosa ti ha spinto a suonare gli strumenti che suoni. Allora, io nasco in una famiglia di strimpellatori, va, diciamo così, perché allora a cominciare dal mio bisnonno che scriveva poesie, stornelli, cose simpatiche, e a seguire al fratello di mio padre che suonava la chitarra e cantava divinamente, devo dire. E quindi all'epoca si facevano i matrimoni con la fisarmonica, col mandolino, la chitarra e voci senza amplificazione e senza niente. Quindi io sono nato in una famiglia dove comunque gli strumenti non mancavano. Ok, Mhm. allora sempre a tenerli davanti ti viene il desiderio comunque di toccarli e io nasco prettamente come autodidatta. Praticamente mi sono trovato la chitarra tra le mani senza, diciamo, conoscere lo strumento, senza aver preso lezioni, senza aver fatto niente, ho cominciato a mettere le dita, questo suona, questo non suona. Poi avendo comunque un Una po' di... predisposizione di base. Sì, una forte passione, una predisposizione di base, ho iniziato a capirci qualcosina, ma non ho mai studiato, diciamo, chitarra, ho sempre fatto tutto così, a orecchio, come si suol dire, no? Poi all'età di, andiamo avanti con il tempo, all'età di 33 anni, 34 anni, mi è venuta la passione, anzi la voglia di capirci veramente qualcosa e ho studiato pianoforte seriamente, portando avanti degli studi privatistici e quindi mi hanno dato l'opportunità di conoscere il pianoforte. Non si finisce mai di imparare perché comunque gli strumenti vanno studiati e vanno coltivati giornalmente, con prima gli esercizi, lo studio che Certo. ahimè il tempo me lo vieta perché ovviamente siamo impegnati in tutti i fronti, insomma. Specialmente sul lavoro, io sono pendolare e diciamo mi piace fare quello che mi viene più facile. Scrivere qualcosa, cercare di trovare una melodia per una mia soddisfazione, non per esibizionismo No, o far piacere agli altri per dire io sono più bravo, tu sei no, non esiste. Per me la musica, in musica non bisogna avere rivalità, anche assolutamente da no. una persona. Io per esempio ho imparato tanto da gente che comunque sul pentagramma non capisce niente, cioè non sa neanche di che stiamo parlando, però ti posso assicurare che mettendo le mani sullo strumento mi devo solo inchinare, ok? E Certo. quindi non do niente per scontato, la musica è un qualcosa che hai dentro, è ovvio che lo studio... Gran parte della musica è stata scritta, quindi chi ha fatto la storia della musica principalmente sono coloro che non hanno, come dire, fatto degli studi specifici, ci sono un sacco di esempi, su ogni, soprattutto per dire nel mio caso, so di chitarristi che hanno fatto la storia della musica senza scrivere nulla. Quindi tutto nasce. Però Francesco voglio comunque sottolineare un aspetto molto importante da non sottovalutare. Allora, lo studio è il mezzo con il quale arrivi a delle cose che tecnicamente non riusciresti a fare non studiando, insomma. Cioè lo studio serve a coronare quello che è un'idea, un qualche cosa. È vero che l'istinto uno ce l'ha dentro, però lanciamo il messaggio che comunque lo studio
è importante a livello formativo, perché comunque bisogna avere delle capacità per poter fare delle cose. Quindi viva lo studio e chi se lo può permettere, nel senso che è importante avere una preparazione tecnica principalmente. Poi le cose vengono... Viva lo studio e viva la predisposizione. Sì, è un binomio che si sposa perfettamente insieme. La predisposizione e l'essere portati a fare musica è un qualcosa che nessun maestro può insegnare. Certo, certo, io ricordo ci rido sopra perché comunque tutti quanti noi abbiamo fatto l'esperienza, no? Quando io frequentavo l'Istituto Industriale Da Vinci, no? Dove o comunque poi mi sono diplomato e c'era un bel gruppetto di amici che adesso ognuno ha preso la sua strada, no? Lavorativa, chi si occupa di un settore, chi un altro. Noi coglievamo l'attimo per subito formare la band e andarci a fare una suonatina, cioè i nostri, tra virgolette, i cosiddetti salassi, le assenze forzate alla scuola, lo dico in termine italianizzato, ma comunque in dialetto suona meglio, no? Noi era il pretesto per riunirci e suonare, cioè, e ricordo con piacere questo aneddoto, questa parte di vita vissuta, dove c'era un amico che praticamente, benestante la famiglia, giustamente, e lo mandava a lezioni private di pianoforte, però questo non voleva proprio studiare perché odiava la musica e nel senso proprio non... Allora io vidi il pianoforte, perché io, tra l'altro adesso viviamo in un'epoca diversa, nel senso dove tutto abbiamo tutti, c'è uno strumento, qualche cosa. Il pianoforte reale, a corda, io l'ho visto solo nei negozi, all'epoca suonicchiavo una tastieretta da 4 soldi, così, e mi ricordo che mi approcciai al pianoforte e cominciai a suonare qualcosa, al che il papà dell'amico mio gli diede una sberla all'amico, dice: ma che cavolo, ha detto l'amico tuo non studia, non fa e suona così, tu non vai a lezione, non fai niente. Cioè, mi sono sentito anche in imbarazzo, diciamo, per il mio amico, perché non volevo sicuramente che insomma, il padre reagisse così. Questo per dire semplicemente quello che hai detto tu, cioè la musica ovviamente o ce l'hai dentro o diventi solo un ascoltatore, magari apprezzi. Per la predisposizione e la passione non esistono corsi e non esistono maestri. Esatto, rinunciare, io mi ricordo gli amici miei a giocare a pallone, ho giocato anche io, non è che non si direbbe dall'aspetto adesso, perché insomma potrei fare la palla, però ti dico, ho giocato anche io a pallone, nel senso che però gli amici ricordano questa scena che io scendevo con la chitarra per andare a suonare con gli amici, o che ne so, prima si frequentava la parrocchia, allora andavamo lì per animare la funzione religiosa, insomma stavamo sempre nel discorso musicale. E niente, questa è un po' la panoramica, la passione che ho sempre coltivato e comunque portato avanti con grande soddisfazione, anche perché oggi abbiamo avuto delle belle soddisfazioni, devo dire. Io faccio parte... Ne parleremo dopo. Anche quella è una domanda che ho già, come dire. Ok, io... Va bene. Io voglio salutare tutti gli amici, qua ce ne sono una miriade. Allora, cominciamo, vabbè, Carmen, Isabel, Salvatore Dente, un mio carissimo amico, fratello, oserei dire, Enzo Pellegrino, Lello 73, Michele Colecchia, che fa parte adesso di mi hanno invitato in questa band nuova, perché oltre alla band che tu conosci, poi ne parleremo, sto facendo altre collaborazioni con altre situazioni dove io ne parleremo. Nulla togliere alla mia, ma comunque che mi fanno stare bene, voglio dire. Perché io vorrei chiederti a questo punto
quali sono gli artisti e generi musicali che più ti hanno ispirato e che ti hanno formato artisticamente? Allora, io grazie a una persona che adesso non c'è più e che mi ricordo veramente con grande piacere e onorato di averla conosciuta. Parlo di Walter Iammarino, un chitarrista eccezionale foggiano, a quale mi ha trasmesso la passione della bossa nova, del mondo brasiliano, diciamo della musica brasiliana, Latin jazz, questa roba qui, che io seguivo con forte passione e mi ha veramente appassionato, mi ha aperto proprio, diciamo, le vedute, perché io vedo in quella musica veramente la completezza dal punto di vista ritmico, dal punto di vista melodico, armonico, tutto, voglio dire. E quindi, vabbè, poi ho ascoltato, penso come la maggior parte anche di voi giovani, perché poi ho avuto dei riscontri in vari contest, diciamo, di live che abbiamo fatto, di manifestazioni. Sembrerà strano, ma ho partecipato anche io a manifestazioni rock, caro Francesco, sì. E presentammo 2 brani con un mio amico che ricordo con veramente un grande amico, Francesco Dellicari, che comunque abbiamo fatto un pezzo dei New Trolls. Ha collaborato anche inoltre alla musica, il mio brano. Sì, lo so. E Francesco Dellicari basso. Grande artista, ricco di sonorità, di background, di idee, ok. E quindi facemmo questa apparizione e poi facemmo il classico Smoke on the Water dei Deep Purple, quindi voglio dire, fu un'esperienza veramente bellissima. C'era anche Telenorpa, quindi è una cosa alla grande che abbiamo fatto a Casalnuovo Monte Rotaro, se non vado errato. È stata una bellissima esperienza e niente, cimentarsi con i ragazzi, insomma, fare questa esperienza qua. Quindi l'ascolto, io ho ascoltato di tutto, dai Dire Straits, dai Police, poi Pink Floyd, quello, vabbè, musica ne abbiamo, di musica italiana, al quale sono molto legato, e non ne abbiamo parlato per niente fino adesso, ma io sono un tradizionalista. E non voglio aprire una polemica su quello che è il mondo musicale attuale, però gradirei che ci fossero altri palchi per presentare determinati prodotti. Con questo non voglio dire che la musica bisogna escluderla, cioè, allora, se Sanremo, già giochiamo a carte scoperte, se Sanremo è stato per antonomasia il palco importante dove si è presentata la canzone italiana. La canzone italiana parla di melodia, parla di testo, parla di situazioni attuali, tangibili, e allora io non condivido che si debba dare la possibilità di fare altro in un contesto che non è il contesto giusto. Con questo non dico che la musica la dobbiamo escludere, ma se Sanremo è Sanremo, come diceva lo spot, deve rimanere tale. Cioè io non vado alla macelleria a chiedere l'orata, è chiaro? Questo voglio dire io. Allora, il discorso di Sanremo era apprezzabile fino a qualche tempo fa. Ultimamente, per scelte discografiche, per scelte che non sto ad elencare, ha preso una piega che a me non piace, sinceramente, dico la verità. Anche perché comunque qualcosa di buono c'è stato anche quest'anno, nel senso che mi è piaciuto il brano dei 2 ragazzi, musica leggera, che è un tormentone, musica bella c'è stata. Però ci sono state anche le cose che hanno fatto molto discutere e hanno aperto un qualche cosa di polemico giustamente creato, perché noi paghiamo la RAI. Noi la paghiamo la RAI, Francesco, la RAI viene pagata profumatamente, imposta come tassa. Ti riferisci alla vittoria dei Maneskin? No, i Maneskin è una bella... Perché? Perché è un gruppo rock? No, mi riferisco ad altro, mi riferisco a quel pazzo scatenato che ha fatto tutta roba blasfema.
io penso, scusami se ti interrompo Michele, io Eh, penso che la vittoria dei Maneskin arriva come manna dal cielo perché va a rompere quelli che secondo me sono un po' gli standard sanremesi. La Eh, musica dei ragazzi mi è piaciuta, però ripeto, allora, ripeto, andava fatto un concorso parallelo, non c'entra con Sanremo, chiaro, vedi, fa anche la rima, non è quello. Cioè, il problema è bellissima musica, arrangiamenti, ragazzi pimpanti, bravi musicisti, eccezionali, ma la musica italiana non è quella. Allora, io mo non sono nessuno per dire come e quando, però ci vogliono i contest adatti per fare determinate cose. Poi che abbia vinto il rock, tanto di cappello, però a Sanremo va presentato un prodotto decisamente sanremese, se no non è più Sanremo, è chiaro. Poi dare la possibilità di far esibire gente... sì, ma il Sanremo che intendi non lo è più da anni. Eh Quindi no, sì, ma sì, sì, sì. anche quando per dire non venivano selezionati tra i concorrenti gruppi rock, comunque parlavamo sempre di musica surgelata, non più di musica italiana. Perché? Perché è un continuo sentire e risentire quello che Sanremo propone ormai, io penso, negli ultimi 20 anni, dagli ultimi 20 anni a questa parte. Quindi, come dire, dare l'opportunità ad altri generi musicali, non propriamente sanremesi, secondo me potrebbe essere un modo per, come dire, rinnovare e dare voce a quella che è la musica, perché la musica è una. Sì, sì, no, vabbè. Questo è il Non mio... volevo aprire, allora, Francesco, non volevo aprire una polemica, però No, in qualche cosa, visto che siamo in diretta e ci stanno seguendo un sacco di persone, io penso che a quale potete anche interagire durante la sono diretta, punti mi di vista, rivolgo a sono punti tutti, di vista, sono punti di giusto vista. per scambiarci così un po' di idee. Però Certo. non voglio aprire una polemica No, assolutamente, perché insomma, non sarebbe neanche il caso ma di che? farlo, perché la musica, l'ho detto all'inizio, non bisogna scartare niente della musica, però Certo, certo. imporre dei prodotti strani dove è intervenuta l'associazione degli esorcisti con l'arcivescovo e roba varia, Sì? di certe cose non vanno messe in onda su un programma pubblico, c'è una rete pubblica nazionale, chiaro? E mi riferisco a quello scatenato, là, come si chiama? Achille Lauro? Bravo, non mi è piaciuto per Comunque sono niente. provocazioni, Molti diciamo che molti segni la che hanno dato musica, fastidio al mondo, diciamo, religioso e roba diciamo che la varia. Poi, musica è anche la musica è uno strumento che a volte può risultare utile anche per delle sane provocazioni, che poi possono essere intese o fraintese, la musica latina ognuno ce lo insegna, ha il suo punto di vista. la musica latinoamericana, se vai a analizzare i testi, sono tutti provocatori contro la dittatura, contro, cioè, proprio quello è Sì, stato sì, il no, mezzo per no, poter parlo di provocazioni in capire generale, la che possono popolazione. essere politiche o trasgressive per certi versi. Quindi, Sì, sì, diciamo, questo è un mio pensiero, ovviamente ci sarà qualcuno che è d'accordo con me, qualcuno che mi certo, starà certo, dicendo certo, parolacce, come tutte le cose. assolutamente. Non si può Certo. pretendere di essere in sintonia con tutti quanti e avere all'unisono un coro che ti dice bravo Michele, stai dicendo la cosa giusta. Io accetto anche chi è contro le mie idee, però No, no, io no, 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 ma è normale, siamo in mi democrazia e sento ognuno mi sento di ha il suo punto esprimere di vista, mi come è sento di giusto che sia. esprimere quello che sento dentro, appunto, come faccio con la mia musica. La mia musica nasce da un discorso di Scusami se squadra. bevo ogni tanto, No, scusami se no, bevo ogni tanto. vai tranquillo. Quindi io faccio le cose con passione, con il cuore, come si suol dire, no? Certo, certo, certo. Poi piacciono, non piacciono, Io l'importante è che mi fa bene. apprezzo la tua musica, il tuo stile musicale, il modo e quindi il carattere che esprimi attraverso la musica che fai e non a caso ti ho coinvolto con tanta stima e Io amicizia e bene, te ne ma sono grato. soprattutto per quello che è il tuo potenziale tecnico musicale, quindi hai tutta la mia Grazie. stima.
Grazie, grazie. Lo sai Per me è stato benissimo, lo sai una benissimo. bella, sì, sì, no, lo so, lo so. È stata una bella collaborazione, anche se, diciamo, il pezzo l'avevi già esternato tutto. Io ci ho messo qualche piccola cosa, però hai fatto un bel lavoro perché mi piace tantissimo come, anzi, se proporrò più in là un mio mini CD, diciamo, che vorrei realizzare, ne farà parte sicuramente, perché comunque è un lavoro che è una bellissima canzone, ti Perché no? prende Qualche e mese fa ho quindi registrato una versione nuova, ho registrato nuovamente chitarre e voce. E ovviamente ci sono le tastiere di Michele Sampieri, quelle e il basso di quelle non Francesco le Delicarli. eliminate. E il basso di Francesco Delicarli. Quindi ho registrato Beh, solo Francesco, nuovamente le chitarre e la voce. E le voci. Francesco è un ottimo musicista, un Ah, ottimo grazie, musicista. grazie. Troppo buono. Gli dai e partiamo subito, senza problemi. Poi le tue competenze, poi a livello, diciamo, di... Preferisco definirmi un appassionato, quindi non un No, no, competente, no, fai non dei bei lavori nulla di perché ciò, un ti appassionato. porto, ti porto alla recensione del Canta Festival Giro dove io ho presentato Ho bisogno di te, che comunque è stato veramente il fonico, mi ha detto la base è meravigliosa, si sente benissimo, perché sai in TV non si va live, Mhm. ok? In TV è tutto, per fare i live costano un'ira di Dio, e quindi si preferisce in questi contesti dove i soldi non sono tanti, si va in playback, ok? Certo. Quindi quello che hanno ascoltato le persone è il file che ho registrato da te, ok? Quindi E infatti tanto di cappello, la domanda era proprio e io ti anticipo perché come, mi sono preparato, ho studiato, capito? infatti, parlaci dei tuoi primi singoli, i tuoi primi due singoli che hai registrato da me nel mio Sì. studio al JBOM Records, diciamo che sono un po' i due brani che hanno dato il via a quello che è il tuo percorso solista, giusto? Sì, allora il primo brano che comunque ho scritto tanto tempo fa, poi ho voluto immortalare comunque non avendo altri mezzi per poterlo fare, l'unico strumento che so suonare è il pianoforte, diciamo, e l'ho creato, pianoforte e voce, e si chiama Ho bisogno di te, dove ha un testo davvero, è una dichiarazione di amore, diciamo, virtuale, e quindi È ecco, una, io ci tengo molto. è una caratteristica dei tuoi brani, Sì, il lato sentimentale. sì, sì, perché io penso che adesso vanno di moda i social, no? E allora molto spesso capita a qualcuno di noi di non volersi esprimere con le parole proprie, allora magari mette su un post con una canzone che in quel momento vuole dire quelle parole alla persona che sa di riceverle queste parole. Quindi la Certo. musica fa da tramite, fa da collante a queste situazioni, senza esporsi con tante parole che molte volte non servono a niente. Servono piccoli gesti concreti per Certo. poter esprimere ciò che si sente dentro. Questo è... Quindi nei miei testi io... Di Carri, che saluto, purtroppo lui non ha Instagram, è una questione inconscia, quindi a volte bisogna, anzi, nella maggior parte dei casi, musicalmente parlando, soprattutto musicalmente, bisogna lasciarsi andare a quello che è l'inconscio, perché è l'inconscio che ci detta e in maniera naturale ci dà l'opportunità di tirare fuori quello che sentiamo attraverso la musica. Quindi senza forzare, per dire, tantissime volte mi è capitato in passato di decidere di scrivere una canzone, non ci sono riuscito sempre, o meglio, non ho riuscito, come dire, non sempre ho avuto l'opportunità di scrivere qualcosa di sentito. Quindi Mhm. l'ispirazione è una cosa naturale, spontanea che Sì, io sono abituato a, non lo so se sto in macchina da solo o mi sto facendo una passeggiata, di registrare delle idee
oggi la fortuna che abbiamo questi smartphone che hanno di tutto di più, allora mi viene un'idea, la canticchio e poi magari sviluppo, se mi piace, non mi piace, ci creo un testo, insomma, così nasce una canzone. Non necessariamente il testo deve essere autobiografico, come me l'hanno chiesto in tantissime persone, perché insomma uso delle parole abbastanza chiare e limpide, no? Allora c'è gente che si è fatta delle idee, insomma, capito? E allora no, non necessariamente il testo è autobiografico, però le contaminazioni ci sono, perché altrimenti uno non scrive una riga, non scrive niente. E a proposito di scrittura voglio dire a chi sta in questa diretta che insomma io mi sono cimentato anche nella scrittura di poesie, dove ho avuto delle collaborazioni straordinarie di gente veramente del settore, e l'onore di aver avuto di sua spontanea volontà, che io non ho chiesto a nessuno, non le ho chiesto io di questa cosa, mi arriva là il messaggio e Stefano Bucci, il nostro concittadino, famoso oramai per le sue imitazioni del grande Zeman e non solo, di tantissimi artisti, l'ultimo ho fatto Conte, con Conte a fianco, c'era praticamente Conte ha detto più bravo di me, quindi stiamo parlando di un grande, ha interpretato con la voce di Totò una mia poesia dal titolo Amore impossibile. Dove ho fatto anche diciamo, una mezza canzone, diciamo così. Va bene, quindi poi ho avuto la partecipazione di Amedeo De Paulis, carissimo amico, nonché attore di teatro, diciamo, delle nostre, diciamo, lui è foggiano, quindi praticamente però ha lavorato a Roma, ha lavorato con i grandi, e poi ho avuto anche la partecipazione di Nick D'Apollo, col quale ho collaborato per un piccolo periodo di tempo, poi le nostre strade si sono divise, non sto ad elencare i motivi, ma comunque ho avuto l'onore di gente che mi ha recitato quello che ho scritto io. Un'altra cosa bella che ho fatto è una poesia, sì, una poesia dal titolo Foggia Mia, che ho pubblicato, anzi devo ringraziare... Canale YouTube, giusto? Come? Presente sul tuo canale YouTube questa poesia? Sì, sì, che la potete ascoltare. Me la pubblico Voce di Foggia. Ad ascoltare sul canale, ad ascoltare questa poesia sul tuo canale YouTube. Sì, sì, allora io sono rimasto veramente, ci tengo a dire questa cosa perché poi è il pubblico sempre sovrano su tutto, cioè tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma se non piaci al pubblico, allora io sono rimasto veramente emozionato, in lacrime, ma seriamente, perché non mi aspettavo una risposta così di 15.000 visualizzazioni su Voce di Foggia, sta ancora lì la poesia. Si chiama Foggia Mia e parla, diciamo, dalla guerra, dei bombardamenti di Foggia. Per ben 3 volte Foggia, dopo c'è stato il terremoto del 48, e adesso ci troviamo a combattere con un nemico invisibile che è il coronavirus. Quindi è un incitare la popolazione a restare uniti. Se così lo vogliamo definire, però comunque sì. La situazione è quella che è. Sì, soprattutto, e quindi soprattutto un risultato che non mi aspettavo, dei commenti emozionanti, gente che è nata a Foggia e risiede altrove, mi ha fatto i complimenti. Guarda, io piangevo davanti, mi devi credere, proprio come un bambino, dice, ma possibile? Sono rimasto veramente felice, certo, felice di questa cosa. Soprattutto per quello che è il tema che hai affrontato, è un qualcosa che lega la città, lega la gente, la città, certo, a quella che è la sua storia. Quindi certo. è un messaggio forte, un messaggio di unione, perché purtroppo anche attraverso questi tipi di tragedie, quindi queste vicende, la città
si fortifica per cercare di andare avanti. Soprattutto ha una storia. Sì, sì, indubbiamente. E niente, queste sono... Poi, vabbè, tornando alla musica, vabbè. Ho fatto un brano al quale vado molto fiero, ma è rimasto ancora in fase, diciamo, di elaborazione, di arrangiamento, perché è stato creato semplicemente al pianoforte. Parla di un argomento scottante, che è quello del femminicidio, cioè praticamente non proprio il femminicidio, ma comunque il maltrattamento alle donne, proprio parla di uno stupro, diciamo. L'amore rubato, l'amore rubato. Quindi niente, mi chiedono di far sentire qualcosa. Vabbè, io sono pronto. Hai il pianoforte a portata di mano? Sì, ma non potrei fare diversamente, cioè guarda, lo faccio vedere alla gente, io sono proprio qui. Tu qui sei il padrone, il padrone di questa puntata. Niente, vabbè, allora io vorrei fare il mio primo brano che ho scritto, che ho registrato da te, anche perché insomma ricordiamo un po' i bei tempi, no? Assolutamente sì. Allora, per tutti voi ho bisogno di te, di Michele Sampieri. Non c'è il tempo di pensare se è giusto e perché, ma di certo so che sei importante. Ho provato a immaginare il mio tempo senza te, poi però inevitabilmente sai, sto male. Se ti fermi ad ascoltare un po' il tuo cuore, vedrai lui ti dirà: ho bisogno di te per dare vita ai miei sogni, ho bisogno di te che fai felice i miei momenti. Io ho bisogno di te che mi riempi il cuore e l'anima, quel cuore che vuole solo amore. Io ho bisogno di te perché ti amo intensamente. Io ho bisogno di te, ma che mi importa della gente. Io ho bisogno di te, fammi spazio nel tuo cuore, quel cuore che vuole solo amore e che non mente mai, sa di amare poi l'amore. Io non credo che sia possibile mentire e far finta che tra noi poi no, non c'è amore. Sono sicuro che non è immaginazione, ma sentimento forte che si chiama amore. Se ti fermi ad ascoltare un po' il tuo cuore, vedrai lui ti dirà: ho bisogno di te per dare vita ai miei sogni, ho bisogno di te che fai felice i miei momenti. Io ho bisogno di te che mi riempi il cuore e l'anima,
cuore che vuole solo amore. Ho bisogno di te perché ti amo. Ho bisogno di te, ma che vi importa della gente? Io ho bisogno di te, fammi spazio nel tuo cuore, quel cuore che vuole solo amore e che non mente mai, sa di amare poi amore. Ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Wow! Ho bisogno di te. Grazie. Grande, grandissimo, bellissima, bellissima Questo è davvero. stato il primo in assoluto che ho fatto, quindi. Mi hai fatto tornare indietro. Sì, ti ricordi, bellissima esperienza. Quello che è stato, diciamo, il momento in cui io ho avuto l'onore di averti in studio per la registrazione appunto di questo brano, che non è l'unico perché hai registrato anche un secondo singolo dopo. Sì, dal titolo non mandarmi via, Esatto. al quale ha partecipato anche Carmen, mia moglie, corista, e quindi abbiamo fatto qualcosa. Lo accenno, dai, lo accenno solamente, dai. Nonostante le incertezze e le paure, sogno di averti qui. Il mio pensiero vola sempre verso te. Tutto il resto poi non conta, sai perché? Non ci crederai, ma i tuoi occhi hanno conquistato i miei. E non riesco a non pensarti, sai perché? Tutto quello che provo dentro è amore per te, e rivivo tutto in un solo istante. La mia vita adesso forse cambierà. Tu sei la stella più bella che brilla nel cielo, fantastico è quella luce che è in te. E così via. Questo è un altro brano. Grazie. Bellissimo. Questo è stato registrato anche nel tuo studio, quindi E anche questo è un brano che hai presentato poi successivamente al... Sì, l'ho presentato all'edizione successiva, dove portai anche, ricordo con dispiacere, che dopo 2 giorni sono andato in ospedale a farmi un interventino, che sono stato male. Io là stavo malissimo. Stavo malissimo. Sì. Stavo malissimo, ricordo il ritorno da Caserta, dagli studi di Sky, è stato traumatico, a parte un'acquazzone che non si vedeva proprio a 1 metro, il diluvio universale, e poi comunque dolorante, stavo malissimo, però esiste qualcuno lassù che ci ha fatto rientrare. Quello è l'importante. È andato tutto bene, è piaciuto. Ormai è solo un vecchio ricordo, la tua musica va avanti.
Sì, e, sì. e non vediamo l'ora di ascoltare altri lavori, altri brani. Michele, Io veramente, proprio ieri, Francesco, ho chiesto la collaborazione, lo voglio citare perché insomma ha dato la sua disponibilità non appena gliel'ho chiesto. È una bella voce foggiana che abbiamo, è un carissimo amico tra l'altro, DJ Antonio Bruno, e gli ho chiesto di interpretare un mio brano che va un po' diverso come sonorità, diciamo, abituate a sentire, nel senso che è un po' più diciamo, arrangiamenti diversi, dal titolo Un uomo a metà. E quindi uscirà più in là poi questa cosa, poi vedremo come fare, magari vediamo lo l'ora di facciamo da sentire. te il lavoro, Non vediamo lo l'ora di facciamo da te il lavoro. questa chicca, Sì, posso questa... farti un accenno anche se non è nelle mie corde, per questo ho chiesto, diciamo, l'ausilio di un cantante veramente eccezionale, però niente, l'idea è questa. Io direi di tenercela, di conservarla per la fine. Ah, va bene, va bene. Una marchetta proprio con un po' di musica, ok? Perché Certo, va volevo bene. chiederti una cosa molto importante, volevo citare un po' gli Amina Moore, quindi parlaci di Ah, beh, il mio cuore, stai citando il mio cuore. che è una tribute band di Mina, puoi Sì. dire il nome dei componenti, di ogni singolo componente. Allora, io non dimentico mai. Come? Anche in questo caso, perché proprio Mina e cosa ti ha spinto a scegliere Mina? Allora, diciamo che l'idea è partita da... Allora, noi dobbiamo parlare della storia della band, perché comunque, anche se non faccio nomi per svariati motivi, però la band nasce con la cantante prevalente, non era l'attuale, era Mhm. un'altra persona, e quindi, date le sue doti vocali e poi una forte appassionata di questa artista, ci ha spinti a fare questo prodotto, anche se devo dirti sinceramente avrei voluto fare altro, nel senso di fare un qualche cosa più, sai, perché quando fai live in piazza, e lo dico se magari ci sta seguendo qualche impresario, qualcuno, alla fine vogliono sempre che la popolazione deve saltare, cioè, non lo so. Allora, musica di qualità, allora Mina attualmente ha oltre 80 anni, vende ancora dischi, ha una voce limpida e non ha mai smesso di produrre capolavori, ok? Di interpretare capolavori. E quindi è un artista, per noi è stato un onore cimentarsi in questa avventura molto molto difficile e complessa, però abbiamo avuto delle recensioni. Noi nel 2015 abbiamo partecipato a un concorso internazionale voluto da Mogol, Mhm. il Crisalide Montes? sì, a Castellaneta Marina. Quindi dove siamo risultati al secondo posto su 220 partecipanti. Quindi Azzo? abbiamo portato la città di Foggia, quello che Foggia sa fare di bello e di costruttivo. Vabbè, abbiamo la minoranza che rima contro, che vuole che la nostra città deve stare underground come le metropolitane, non capisco il motivo, però noi cerchiamo di remare controcorrente come i salmoni, perché vogliamo che la nostra città esprima al mondo intero, non solo all'Italia stessa, ma è una città inclusiva, una città che ha da dare tanto alla gente, ospitalità, tutto, e dobbiamo migliorare sempre di più. Quindi forza Foggia, o come ci hanno insegnato Zafò, perché comunque è importante portare dentro il concetto della nostra città. Quindi siamo stati orgogliosi di aver raggiunto un obiettivo, ma la cosa più bella e sconvolgente è che la giuria era composta da gente del settore. Quindi parliamo della Rusty Record, giusto per titolo di cronaca, per chi non lo sapesse, è la casa discografica di Raff, di Claudio Baglioni, di Vasco Rossi, di tanti colossi della musica italiana. Io avevo il produttore di fronte al palco
lì, anche se abbiamo fatto televisione, era tutto live, quindi invito qualcuno ad andare a vedere sul nostro canale YouTube o comunque sulla pagina Facebook Aminamur. La prima audizione che abbiamo fatto si vedono le mie mani che fanno così. Io non è che ho timore di suonare davanti alla gente, cioè nel senso che io ho sempre suonato, però avere di fronte una platea, diciamo una giuria di competenti, e c'era la Rusty Record, stavo dicendo, poi c'era l'editore di Radio Latte e Miele, poi i nomi mo non me li ricordo, però poi c'era un esponente della Sony Recording, poi c'era Piero Maccagnino. Piero Maccagnino ha fatto Amici e ha inciso un CD con Ornella Vanoni, dico bene. Poi, insomma, 6-7 elementi di spicco dove abbracciavano tutta la radio nazionale e la produzione di musica. Quindi abbiamo avuto dei complimenti a livelli proprio strepitosi. Tanto è vero che ci hanno portato in finalissima, e quando ce l'hanno comunicato io non mi pareva vero sta cosa qua. Niente, quindi un ringraziamento a tutti i componenti degli Aminamur, che te li elenco ad uno, certo, a partire dalla ritmica, dalla batteria, il Sergio Longo, nonché ideatore, diciamo, di quello che è il prodotto che poi facciamo ascoltare alle persone, diciamo la scaletta, va, tra virgolette, la scelta dei brani, perché Mina ha una discografia immensa, non si può pretendere di fare tutto. Noi abbracciamo il revival più dei lavori di ultima, e poi cerchiamo di accontentare con dei mindoli non copiati ma armonizzati da noi, proprio per ampliare e dare la possibilità di ascoltare più brani nell'arco di una serata, perché bene o male 2 ore di spettacolo fai, ma dovresti farne 6-7 serate una dietro l'altra e non ce la fai a fare tutto. Il repertorio dell'artista è un po'... no, è immenso, è immenso. Mina ha cantato di tutto. Quindi allora, Sergio Longo alla batteria, poi abbiamo Antonio Sepielli al basso, e questa è la parte ritmica. Poi alle tastiere abbiamo avuto varie collaborazioni, però stabilmente con noi adesso ci sta Alessio Sepielli, nonché figlio del bassista. Figlio di Antonio. E in passato abbiamo avuto, ma in passato dico anche in presente, perché può essere che ci serve la sua collaborazione nuovamente, parlo di Gianluca Laporta, ottimo chitarrista, ottimo tastierista. Poi abbiamo, vabbè, io no, vabbè, io mi alterno tra pianoforte e chitarra in base ai pezzi che faccio. Sì. Alla voce abbiamo la voce strepitosa di Tonia Gramazio, che è l'interprete reale di Mina, e poi abbiamo la sezione cori, abbiamo Carmen, mia moglie, Carmen Puzio, e poi c'è la moglie del batterista Loredana De Stefano. Quindi fieri di questa squadra, abbiamo fatto belle cose anche su Foggia, partecipazione alla festa della musica 2 volte, abbiamo fatto per 2 volte il Foggia Estate, il grande palco del Teatro Giordano, abbiamo collaborato con l'associazione Assori di Foggia, è stata un'esperienza con la dottoressa Mastrangelo, Enela Mastrangelo, che saluto, e quindi soddisfazioni a go-go, diciamo. Sì. Ok, quindi abbiamo fatto un bel percorso, diciamo, sempre umile e, voglio dire, nel bene della nostra città. Abbiamo fatto tante serate per beneficenza, e ti dicevo, una di queste è stata quella del Teatro Giordano, dove io e un mio carissimo amico che saluto, Dino Quadraro, dottor Dino Quadraro, abbiamo organizzato con l'ausilio dell'associazione Mondoltre, capitanata da Nino De Rogatis, abbiamo fatto questa serata al Giordano dove l'incasso è stato devoluto integralmente all'associazione dei microcidemici di Capitanata. Quindi sì, abbiamo fatto una bella cosa. In programma, se coronavirus permettendo, amplieremo questo discorso, perché a noi veramente ci ha dato una gratificazione interna essere di ausilio a gente che sta peggio di noi.
Quindi, Assolutamente sì. vabbè. È ammirevole, è ammirevole. Queste sono le esperienze di Amina Mur. Vabbè, poi l'anno scorso nel panorama distruttivo delle serate tagliate, del pubblico dimezzato e roba varia, ricordo con piacere l'esperienza forse in piccolo ma bellissima al Parco Città che abbiamo fatto presso Parco San Felice. Abbiamo fatto una serata sempre con Amina Mur, dove il pubblico, non ho mai visto il pubblico partecipe cantare dal primo brano fino all'ultimo, cioè molta gente che non ha potuto assistere si è messa all'esterno, quindi si era fatta la folla esternamente, non so se hai presente quel dislivello, quel tipo Sì, beh, comunque parliamo di mostri sacri della musica, quindi sì. È difficile stata non un'esperienza conoscere decisamente gran bella. parte di quello che è il repertorio, quindi parliamo di una grandissima artista che Sì, sì, ha caratterizzato la storia della musica italiana. sì, sì. Bene, Michele, dunque, quindi stai lavorando su nuovi brani, singoli, album? Allora, io sto lavorando a Cosa hai in mente? quest'ultimo inedito che ho scritto dal titolo Un uomo a metà, proprio perché è indeciso che strada vuole prendere. E quindi è nato così questo titolo, dove mi devo avvalere per forza della collaborazione di Antonio Bruno, che comunque stimo tantissimo, e quindi la sua voce darà vita a questo brano che presenteremo forse più in là quando sarà tutto pronto, pandemia permettendo, perché ci ha Certo, tolto certo. anche il piacere di fare le prove, di stare fermi, cioè non possiamo fare niente, stiamo così in stand-by, noi rispettiamo le regole e fuori c'è di tutto e di più, e quindi staremo sempre al passo di prima, non ci sbrigheremo mai da questa situazione. Comunque, questa è nata polemica, lasciamola stare. Lasciamola stare, dai, Guarda, pensiamo alla musica, niente. Mm. anch'io non vedo l'ora veramente di poter avere nuovamente l'opportunità di collaborazioni, soprattutto fatte caratterizzate da quella che è l'unione fisica, quindi di persona. Perché ultimamente mi è capitato, per dire, in un brano, in una cover che ho pubblicato diversi mesi fa, di dover, ecco, ehm, di dover collaborare a distanza con quello che io reputo il mio fratellone, il mio fratello Stefano, che è il bassista dei Fuoco Lento, band attualmente in stand-by, quindi un progetto che condividiamo insieme, ed è una cosa che comunque in un certo senso mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, ecco. Però comunque sia, io non vedo l'ora, e vorrei farlo in diretta questo, proporti di fare qualcosa insieme, Ma magari sicuramente. cercando di capire in che forma, se di persona o no, ma mi piacerebbe fare diverse cover. Questa è un'idea che mi frulla nella testa da diversi mesi, piano e voce. Perché no? Con il piano di Michele Sampieri Perché e no? con la voce di Michele Sampieri, perché Michele è anche, secondo me, Ti ringrazio, io una sono un po' voce interpretativo. interessante e particolare. Eh. Non lo dico semplicemente No, no, perché devo dirlo, lo penso davvero. non sei l'unico ad avermelo detto, Eh, sono io che quando ho fatto, diciamo, ho presentato sempre, ho bisogno di te, ha camminato un po', diciamo. sì. Abbiamo fatto un po' camminare. Lo presentai anche a Radio Potenza Centrale, e la cosa bellissima, piacevolissima, che in diretta chiamava la gente per complimentarsi, quindi Mm. a parte i messaggi in real time che arrivavano, quindi e avevamo lo schermo per vedere tutti i messaggi che arrivavano, veramente una soddisfazione unica. E ripeto, bisogna avere un po' di autostima, quello che io molto spesso poi, È perché una forse è cosa eccesso comune a di tutti, umiltà, Michele, lo sai no, è eccesso di benissimo. umiltà, io lascio decidere gli Per un altri. uomo di mondo lo sai benissimo, è una cosa comune a tutti. Chi più chi Io meno ha lascio le sue, decidere diciamo, gli altri. insicurezze, ma alla fine quello che conta è lo spirito e la passione che un artista trasmette. Secondo me, per quello che è il mio punto di vista, tu lo fai in maniera egregia.
Allora, per chiudere questa bellissima diretta, interessantissima, tra amici, ti chiedo, progetti futuri? Hai anche altri progetti musicali o non? Allora, a me piacerebbe fare una serata dove c'è il palco aperto, praticamente, coinvolgere dove l'amministrazione magari ci dà una mano per quanto riguarda le spese di service e tutto, certo. E dare spazio molto agli inediti, a gente che produce musica e non scopiazza così per mari e per monti, ma creare musica propria e divulgare questo messaggio creativo che dà onore alla nostra città, perché la nostra città è fatta di gente per bene, di gente per bene, di gente che vuole dare un contributo a livello italiano e non solo. E quindi mi piacerebbe fare una serata, ovviamente pagando un piccolo bigliettino e tutto l'incasso devoluto a qualche associazione che ha bisogno, certo. E dare la possibilità di, ovviamente previa selezione, perché è ovvio che bisogna fare una selezione di gente competente che faccia musica seriamente, ok? Certo, certo. Quindi questa è un'idea che volevo fare. Dice Carmen, essere uniti. Certo, beh, quello è quello che manca probabilmente in questo momento. Salutiamo anche Artemisia Stella. Mamma. Tua madre, grazie di seguirci, un saluto fraterno al grande Saverio. Ti saluta, diceva proprio lo so, ci siamo sentiti poc'anzi. Allora, quindi niente di più semplice, sarebbe bello fare una cosa del genere, ovviamente è cascata a fagiolo la sua chiamata oggi. Giusto? È stato bello, proprio, cioè ci siamo vabbè, ma Saverio è un simpaticone, dai, è un carissimo amico che stimo tanto per il suo modo solare di interpretare la vita, anche nei momenti più difficili, perché sul lavoro non è mai rose e fiori, non è sempre facile. Si trova sempre il momento per farci 4 risate e poi a distanza di anni essere ancora sorridenti e abbracciarsi, vabbè, anche se ci hanno sottratto momentaneamente anche questa cosa, ma la stima rimane indelebile. Grazie a voi per l'amicizia e per tutto questo tempo che il vostro figliuolo mi dedica. Grazie a te. Per me è un piacere e ho voluto fortemente questa diretta perché in realtà noi dovevamo fare già tempo fa una puntata di Live Room e poi la cosa non si è concretizzata e quindi era d'obbligo come minimo fare una diretta con te. Certo, bene, siamo arrivati alla fine di questa diretta, anche per una questione di limiti che Instagram dà ad ogni diretta, rischio andando avanti di perdere la diretta e non poterla poi pubblicare negli altri spazi. Che dire, ci lasciamo con una tua perla musicale? Sì, vai. Io intanto saluto tutti coloro che hanno interagito con noi, che apprezzano quello che è il mio modo di fare, il mio stile, tutto ciò che faccio. Vi abbraccio tutti virtualmente. Niente, volevo accennare questo brano nuovo che sto approntando e avrò la collaborazione di Antonio, quindi Antonio Bruno, che sarà il cantante principale di questa canzone. Quindi va bene, io ve l'accenno giusto per, ma ripeto, allora. Quando la smetterò di cercarti, capirai che è finita tra noi. Non ci avrei giurato, sai. Sembrava impossibile, ma è proprio così. Dover cancellare in un attimo le emozioni impresse nell'anima,
è difficile, sai, anche se in fondo però ci sarà sempre un posto nel mio cuore per te. Non dimenticherò mai i momenti più belli vissuti con te, quando bastava poco per essere felici, ma tutto è cambiato. Oggi la luna, il cielo stellato, tutto mi parla di te. Ritorna alla mente il passato più bello, quello vissuto con te, ma va bene perché forse è meglio così. Vivi la tua vita e prendi tutto quello che vuoi, non mollare mai. Questo è un accenno. Grazie Isabella per il tuo commento, grazie. Ok, Francesco, per me è stato un grande onore, grazie di questa grazie a te per aver accettato, grazie a te per aver accettato questa proposta, quindi di aver fatto parte di questa diretta, quindi grazie per la disponibilità, Michele, non vedo l'ora di farlo. Sicuramente. Io saluto anche i miei, gli Amina Moore Tribute Band con la nostra pagina Instagram che sono collegati, non so se hai visto. Un abbraccio a tutti ragazzi, speriamo di riprendere. Saluto anche Ela Zizzo che mi segue tantissimo e mi dà tanta forza anche per continuare. Io sono onorato di avere tanta gente che mi ha seguito in questa diretta. Isabel dice poeta di altri tempi, bravissimo maestro Sampieri. Sì, grazie. Vabbè. Io niente, saluto tutti quanti, vi abbraccio virtualmente. I commenti sono tanti, chiedo scusa. Sì, magari non abbiamo citato qualcuno, magari domani. Non abbiamo citato qualcuno, io chiedo scusa come te perché sono transitorie le immagini dei commenti, però grazie veramente, dico, ecco, c'è anche Martino che è un tecnico che consiglio a tutti quanti se avete bisogno di riparazione di strumenti, è il numero 1. Ok, e niente, tutti, veramente Salvatore, Enzo Pellegrino, ecco, Enzo Pellegrino che non ho citato per niente, è colui che mi ha spinto a presentare gli inediti per la prima volta. Devo dire grazie a lui. Pasquale Savino. Pasquale carissimo, ciao Pasquale, è da tempo che non ci vediamo. No, parlavo di Pellegrino, di Enzo Pellegrino, uno speaker di una radio una radio sul web molto importante che praticamente sta facendo strada. Ieri c'è stata l'ennesima diretta. Fa interviste a personaggi di spicco tipo nel mondo musicale, Gatto Pancieri, Marco Ferrandini, ti posso fare una lista enorme, una persona di grande competenza a cui devo veramente l'input di essere spronato per poter uscire fuori dal guscio, diciamo, ok? Perché ho ottenuto questi lavori sempre il mio mentore, cazzo ho detto prima? Cazzo. Devo a lui, diciamo, questa mia ok, perché tenevo tutti questi lavori nel guscio, chiusi, sempre per paura di essere giudicato e dire ma vabbè lascia stare, insomma
avuto il coraggio di farlo in grande e il brano l'ho fatto registrato da te e presentato al Canna Festival G, cioè proprio siamo andati al massimo in televisione. Cioè non è stata una presentazione così a come si suol dire, direttamente in televisione. Quindi vabbè, di là è partita la mia, non dico autostima, proprio la forza per poter fare tante cose, e spero continuano a piacere alla gente. Questa è la cosa più bella che mi rende felice. Assolutamente Okay? sì. Beh, salutiamo Eh, i presenti insieme. Questa volta vorrei chiuderla proprio con te la diretta. eh, Allora, salutiamo tutti coloro che hanno partecipato. Io ringrazio certo. Michele Sampieri per la disponibilità e lunedì prossimo vi do appuntamento a una nuova puntata, una nuova diretta di Live Room, che è un format offerto da JB Home Records, che è uno studio di produzione musicale di Foggia, gestito dal sottoscritto. Grazie a Michele Sampieri, sei stato gentilissimo, è stato un piacere, veramente. Grazie Grande per Michele. me. Un Un abbraccio abbraccio. a tutti, Ciao grazie a e continuate a tutti. seguirmi. Grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao, ciao Ciao, Michele. ciao, Ciao, ciao. Ciao, ciao Francesco, ciao. Ciao. ciao.